Sì, no, no, ma infatti, ma proprio per questo chiamo voi, è chiaro, sì. Però, sa, a volte ribadire le cose non fa mai male, sa perché? Perché io con la puntualità sono come... va bene, mezza parola. Salve, grazie. Amore, devi sbrigarti perché fra poco arriva il tuo taxi. Credi abbia il tempo per altri 2 rognoncini? E certo che ce l'hai, cara, basta che ti sbrighi. Io adoro i rognoni a colazione. È lo stesso anche per te, darling. E insomma, io soltanto a sentirne la parola, mi viene subito il prurito. Nina? Qualcuno mi vuole? Sì, porta un'altra porzione di rognone per Miss Lori, grazie. Un'altra? Se non ti dispiace. No, non mi dispiace, anzi, prima togliamo quella roba puzzolente dal frigo e meglio è. Il rognone sarebbe puzzolente? No, quella roba che ci mette dentro è puzzolente. Nina, sarebbe il caso che tu la smettessi adesso. Porta il rognone, via. Se poi la ragazza si sente male, non se la prenda con me, chiaro? Ma mica lo devi mangiare tu, scusa. Dio, le scampi liberi. E allora, dai, non ti perdere in chiacchiere, sbrigati, che Miss Lori deve prendere un aereo. Ma io ho solo 2 mani, chiaro? Insomma, No, lo fa a fin di bene, amore. non per me. Lo faccio a fin di bene. Vabbè, cucina il rognone, dai. Non c'è bisogno, era già pronto, conosco il suo appetito, l'avevo già E preparato. allora portalo, Lo no? lo porto, con calma, lo porto. Sai, darling, dovresti proprio assaggiare il rognone, è delizioso. Come se avessi accettato, amore mio. Senti, dobbiamo sbrigarci, perché sennò faremo Oh, tardi. sì, vedi, quando sono con te il tempo sembra che voli. È lo stesso anche per te, darling. Ma certamente, amore, E sì. invece non passa mai quando sono lontana. Ecco il rognone. Oh my God! Comanda altro? Sì, porta il caffè e anche 2 dolcini per Miss Lori. Oh no, il caffè è sufficiente, grazie. Oh, evviva la faccia! Nina! Vedi, mi odia. Ma no, te l'assicuro, Ma cara. sì, invece, perché quando torno a casa è sempre molto gentile, educata. Invece quando sto per partire diventa sgarbata, quasi maleducata. Hai ragione, ma lo sai perché? Perché le dispiace che tu debba andare via, ecco. Oh no, darling, io credo che le dispiace perché sono la tua girlfriend. Eh? La tua fidanzata. Ah, già, certo, la mia fidanzata. Sono le 8:42, amore, dobbiamo sbrigarci. Hai ragione, darling. mi Vado un dispiace per- attimo a prepararmi di là e sono subito da te. E dimmi, amore, quando torni? Dling dong. Oggi è lunedì. Arriviamo alle Canarie alle 18:08. Ci fermiamo per una notte e arriviamo alle Canarie alle 16:20. Perfetto. Torniamo passando per Lisbona. Benissimo, benissimo. E senti, e quando sarete qui? Dico qui a Roma. E saremo a Fiumicino giovedì sera, poi ripartiamo domenica. Perfetto. E a che ora esattamente, amore, giovedì sera? Alle 18:45. Perfetto, eccellente. Ma mi spieghi perché devi sempre annotare ogni mio spostamento? E perché? Per non creare confusione, no? What confusion? Ma amore, lo sai che io faccio il giornalista e questo mi porta ad avere sempre impegni quasi tutto il giorno e quindi vorrei rimettere le cose a posto in modo tale da poter stare con te tutto il tempo a disposizione e quindi da giovedì a domenica. Oh my God, ma sei un genio! Grazie, E grazie. poiché sei così caro, voglio farti una sorpresa. Sorpresa? Questa donna mi farà diventare matta! No, metti il caffè sul tavolo, dai. E vai a prendere le valigie di Miss Lori, grazie. Amore, parlavi della sorpresa se non sbaglio, ma che sorpresa? Stanno per consegnarci un nuovo Boeing ed io sarò trasferita su quello. Ah sì? Magnifico. Oh sì, è un nuovo aereo con 4 reattori da 60.000 kg di spinta cada uno. Magnifico, eccellente. Ma senti, non ti trasferiranno domani, vero? No, sicuro. Bene, bene. Ecco, se è fatta l'ora, dai, ti accompagno. Pensi dei campanelli. Neanche tu fossi un pilota per come è tutto sincronizzato al secondo. È indispensabile, amore. Dai, apri la porta, Nina. Mi raccomando il mio Carlo durante la mia assenza. Farò del mio meglio, ma non è facile. Carlo! Riccardo.
Ma che ci fai qui? Oh, parlavamo proprio di te. Con me? No, con Nina. Ah, salve. Sono stato trasferito qui a Roma. Non hai ricevuto il mio messaggio? No, mi dispiace, no. Ah, va bene. Ma prego, si accomodi. No, è tardi, siamo in ritardo. Oh no, darling, ho ancora qualche minuto. Prego, entri, si sieda qui. Non disturbo? Sì. Affatto. Allora mi siedo. Ah, e mi dica un po', lei conosce Carlo da molto tempo? Oh, grazie, che cos'è? Martini? Come mai non lo sa? Non lo sai, Martini? No, che c'è? No, non Ma c'è no, Martino, lo che so. sono la tua fidanzata. No, cioè voglio dire sì, è la mia fidanzata. No, non certo. ne hai mai parlato. Non te ne ho mai detto Mai questo. detto. No, io l'ho mai detto, ma senti un po'. Me l'ha detto. Nice to meet you, Laurie Hawkins. Piacere, Riccardo Oh, Venanzi. Sit down, please, Può stare Riccardo. seduto, sì. Lei è il primo amico di Carlo che io conosco. Sa, il mio fidanzato è molto, molto legato alla sua privacy. Chi lo dice? Si figuri che non voleva dirmi nemmeno dove abitasse qui a Roma. Come vede abbiamo un appartamento bellissimo. Ah, una topaia. Una grande topaia. Enorme. Piccolissima. E tutte queste porte? Sono finte, Come finte? dipinte. Oh, ma cosa dici? Ma sto scherzando, via. Vabbè, comunque sia, dovrei ospitarmi per qualche giorno perché Non è possibile. gli alberghi sono tutti pieni di turisti, E che è sai. colpa mia, mi dispiace. Ma darling, se per qualche giorno può dormire qui da noi. Ah, davvero? Ma Grazie, certo. è gentilissima. Sit down, please. Adesso dovete scusarmi perché nella concitazione dimenticavo il mio foulard. Oh, ci Dimenticavo il mancherebbe. suo foulard. Non sarebbe completa la divisa. Fai presto, amore. Lo sai che hai una fortuna sfacciata? Lo so, te lo Se garantisco. potessi trovare una ragazza come quella tua. Riccardo, tu te ne andrai in albergo. E lì la trovo? Senti, guarda che quella non si tocca, Che c'entra? Quella è la tua fidanzata. Beh, te lo ricordi l'ultima volta che ci siamo visti? Mi hai fregato 2 ballerine di flamenco. Ah, ancora ci pensi alle ballerine di flamenco? Ah? La trovo qui al mio rientro? Ah? La trovo qui quando ritorno a casa? Sì, sì. No, sì, no. sì, sì. Sit down, please. Perché devo stare seduto io qua? Non l'ho capito. Adesso devo proprio andare. Sì, E ce ne possiamo darci del tu, Riccardo? Io? A lei del tu, ma ci mancherebbe al Sit sit down, down, please. Sì, va bene, ok. Goodbye, Riccardo. Goodbye. Sit Sit down, down. remember. Sì. Scusaci, dobbiamo scappare perché Bye, Nina. parte l'aereo Vai. e quindi... Oh, scappa via da questa casa immediatamente. Non posso, devo stare seduto, mi ha detto. E quindi non mi muovo. Adesso prepariamoci a combattere con la Germania. Abbiamo dichiarato guerra? Quasi. Come quasi? Appena in tempo. Bentornata, amore. Guten Tag, Nina! Guten Tag. Che hai? Sembrare spaventata! Questo lavoro mi stanca troppo perché io mi spaventi. Devo stare seduto. Tu devi essere Franz! No, io sono Riccardo. Franz, amico di Carlo, che è venuto qui stamattina e ha fatto colazione con lui all'inglese. Io non ho fatto nessuna colazione all'inglese con Sì, lui. l'hai fatta, vero? Aia, sì signorina, aringhe, ho mangiato aringhe stamattina, sono una meraviglia, sa? Io sono Grain Leo. Ma tu non conoscere me, quanto pare. Perché dovrei? Come amico di Carlo. Ma come non ti conosce? Ai, Ti ai. conosce come? Ne parliamo sempre di te con lui. Sì. Lo sa che sono la tua faluta? La sua? Fidanzata? Fidanzata? Veramente non me ne... Vai! Sì, la vuoi finire? Lo sa, vedi? Sì, lo so che è sua fidanzata. Ecco, comunque... Ne parlo sempre di te. Sì, sempre, Con lui. sempre. Bene. Grazie. Spero tu voglia accettare nostra ospitalità. Questo mi pare che me l'aveva già detto. Io? Sì, poco fa, prima. Vai! Mi era parso. È un dimenticone. Comunque. Non è possibile, però. Comunque, sarò ospite Solo di qualche giorno, non di più. 3 settimane, va bene così? Manco le pedate? Ecco. Bene. Grazie. Nina?
Comandi? Cosa abbiamo da mangiare? Avevo preparato un soufflé. Soufflé? Cibo per gente senza zana? Senza? Denti! Ah, zana. denti. Ma qui ci vuole pane nero, crown, salsiccia, birra! Pirra. La salsiccia è andata male, lei è stata via 3 giorni. 3 giorni e 3 notti. Oh, amore mio, sì, 3 lunghe notti. Vado a mettere il soufflé nel forno. Un momento! Voglio prima vedere se salsicce strantate male. La sua sicuro. Se riesce a resistere al puzzo. Vada. Batti i talloni. Lo so, anch'io ho giocato a calcio da Beh, piccolo. questo non significa, devi battere i talloni, se più li batti, prima ti passa. Cosa essere questo? Rognone. Carlo? Sì? Chi è stato qui colazione? Ma colazione? Qui dici, amore? Ya! Sì, a mangiare il rognone. Tu non mangi rognone. No, assolutamente. Io appena sento la parola, io lo detesto il Lui lo rognone. detesta, quindi... Stati fermo. Io l'ho mangiato io il rognone, per contorno, con le aringhie, una delizia, roba di alta cucina. Ecco. Già, io sono molto gelosa. Sì, ecco, vedi, ci risiamo sempre. La solita storia, tu non ti fidi di me. Perdonami, caro. Adesso tu penserai che io essere terribilmente sospettosa. Ma adesso io andrò a fare una bella doccia e venire subito fresca e ingibriata per te. Bisclai! Che significa? A più tardi. Ah, biscrai allora. Dunque, quale dovrebbe essere la mia stanza? Riccardo, sia chiaro, tu qua dentro, in questo appartamento, non avrai mai una stanza. Perché no? Così staremo in 4, tu con Lori e io con la tedesca. Non se ne parla proprio, tu te ne andrai in albergo. E così perderò la tedesca e anche tu, quando gli dirò di Lori. Non ti rischiare, tu questo non lo farai. Io lo farò, se mi costringe ad andare via lo farò. Ah sì? Sì. Allora sai che c'è Riccardo. Che c'è? Accetto. Ecco, bravo, così ti Ma voglio. guarda che questo è un ricatto, bello e buono. Certo che ho ricato, altrimenti non mi avresti mai fatto rimanere. Ci mancherebbe. Vado a prendere le valigie che ho dove. Come fa a sporcare tutta questa roba in 3 giorni? Io non lo capirò mai. Sono arrivata adesso io. Ma che cosa hai da borbottare, Nina? Dico che tocca a me di lavare tutta la roba sporca che porta qui la tedesca. È sempre una cosa, dici. Ma mi pare che ti pago abbastanza bene, o no? Bene, ma non abbastanza. Ed è proprio di questo che io devo parlarle subito. Perché non ti siedi? Grazie. Io la settimana scorsa ho lavorato 89 ore. Ho dovuto portare le scarpe a risuolare per ben 3 volte, lo sa? E devo ricordare chi arriva, chi parte, chi mangia il rognone, chi mangia le salsicce, chi mangia il soufflé. Adesso c'è un nuovo ospite, quindi c'è un altro orario da ricordare, un'altra dieta da tenere in mente. Lei non ha bisogno di una governante. Ah no? Lei ha bisogno di un calcolatore elettronico. Esagerato, calcolatore elettronico. Sorpresa per te! Sorpresa? Puoi buttar via il mio orario. Come il tuo orario, Crai? Io presto sarò trasferita su un nuovo Boeing con velocità Mach 0,88 Mark 0,88, ma è magnifico! con 63.000 kg di spinta in più. Ah. Staremo insieme molto più spesso. Bene, sono contento. Ma senti, non ti cambieranno... Quando è che parti? Appena consegneranno un nuovo Boeing. Tutto questo a lui rovina l'orario, sa? Bisclai! Biscrai, 0,88. Madonna, ma così arriverà molto più presto. Ma questo non ci voleva. Oddio. Ah, dai. Pronto? Lori, che cosa ci fai all'aeroporto? Ma non dovevi essere già in volo? Ah sì? Come vieni a casa? No, non puoi venire a casa. Cioè, potresti, certo, è casa tua anche questa, ma verrò io prima da te, farò prima. Fammi chiudere, dai, scappo. Con chi stare parlando? Io? Con chi? Con Nina. Mi ha chiamato? Sì, no, ti ho pensato. Nina, senti, devo andare subito all'aeroporto, quindi puoi dire alla signorina Krain che io sono dovuto andare senza poter avvertirla? A chi? Alla signorina Krain. Ah, la signora, eccola. Alla signorina Krain. E la signora Krain è qua, è dove doveva essere. Signora Krain, cioè voglio dire, amore mio, devo andare subito all'aeroporto perché mi ha chiamato l'ambasciata britannica e ha voluto me personalmente per un nuovo articolo e quindi, pensate che il console in persona ha richiesto la mia presenza e quindi nessuno mi potrà impedire adesso di andare all'aeroporto. Ecco. Nessuno sta impedendo te di andare. Sei sicuro sentire bene?
Piano piano, stiamo... Sicuro sentire pene? Sì, mi sento bene. Allora, io me ne sto andando. Ci vediamo dopo. Arrivederci. Faccio in un attimo, amore. Ecco. Grazie. Per me? Oh, grazie. Ci vediamo, amore. Torna presto, Svanzin, Che significa? porcellino mio. Come non detto. A dopo. Ezzere proprio Pampinone. Già, un bambinone incosciente. Vado a preparare la cena. Danke, Nina. Prende? Ja? Bene. Tira autista a suonare clacson. Ja? Auf Wiedersehen. Nina? Dica. Non preparare cena per me. Io devo andare subito all'aeroporto. Stanno consegnando un nuovo Boeing. Devo partire subito. Ci mancherà molto. Arrivo. Salve, Salve. sono Riccardo, l'amico di Carlo. Si ricorda? In questa casa bisogna avere buona memoria, sa? Benissimo. Allora, io sarò ospite di Carlo per qualche giorno, ma appena qualche giorno. Circa 3-4 mesi, sì. Carlo non le ha detto nulla? Veramente non mi ha detto nulla, avrà dimenticato. Carlo è un dimenticone. Già. Senta, ma verrà lei insieme a tutta la sua famiglia? No, io sono scapolo. Anche il signor Carlo è scapolo eppure. No, lei dice per le valigie. No, è che io senza le mie piccole comodità non viaggio. Le ha già detto il signor Carlo dove deve sistemarsi? No, non me l'ha detto, pensavo volesse fare decidere a lei, ecco. Allora, quella è una camera per gli ospiti, questa è la tripla, questo è il bagno e questa è un'altra camera per gli ospiti. La tripla? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sì, ma... Tripla. La 1, la 2 e la 3. Si faccia gli affari perché? suoi. Mi faccio gli affari miei. Va bene, mi siedo. Oh, Quanti giorni pensa di fermarsi qua? vista la comodità della casa, penso di fermarmi almeno per un annetto. Ecco. Ma vedo che lei non è felice della mia permanenza. Altro lavoro da svolgere, caro amico mio, un altro orario da tenere in mente, un'altra dieta da segnare. Io credo di sapere quello che lei deve passare qui dentro. E io invece credo che lei non lo possa mai neanche immaginare. Io le sono grata che un giovanotto così come lei abbia della comprensione per me. Quindi, adesso vada a sistemarsi in questa camera. Sistemi questi bagagli e io vado a preparare qualcosa di fresco. Va bene. Vada! Vado. Certo, con una tedesca in casa poi è così, non è che... Oh.
e nemmeno gli somiglio, sa? Cosa ci fa nel mio appartamento? Il suo appartamento. Mio e di Carlo. Oh, mi scusi, ma mi scusi, signorina. È che io stavo aspettando che Carlo... Che Carlo la baciasse? Sì, cioè no, che mi fa dire? Che mi fa dire? È che è stato così bello, ma permette che mi presenti Riccardo Venanzi. Enchanté, Jésus Justine. La prego? Che strano cognome. No, dico, la prego. Essayez-vous, s'il vous plaît. Prego? Si sieda. Ma perché devo stare seduto in questa casa io? Vabbè, comunque, eccomi qua. Vedo che lei non mi conosce affatto. Carlo non le ha mai parlato di me. Veramente? Sì, sì. Ah, oui. Sì, dico un sì preventivo, sa com'è, non si sa mai. Carlo non fa altro che parlarmi di lei. Merveilleux. Lei chi? Lei è Justine, Oui, Justine. c'est Quindi moi. non fa altro che dirmi Justine. Oui, Justine. oui. Justine. Oui. Justin qua, Justin là, Justin sopra, Justin sotto, Justin profilo destro, Justin profilo sinistro. Lei è la sua fidanzata, sicuro? Oui, c'est moi. Et vous êtes son ami? No, io sono giornalista. No, pardonnez-moi, volevo dire, lei è un suo amico, un amico. Ah, sì, avevo capito, sono amici. Sa di quelli che suonano il violino mentre lei cena, che non sanno suonare e vogliono i soldi? Sympathique. Allora, lui è così riservato, non so proprio nulla di Carlo, che peccato. Non riesco ad immaginare proprio il perché, sa, sì. Oh, visto che lei è un suo amico, potremmo darci del tu. Io? Oui. A lei? Oui. Del tu? Ma Oui. io ne sono onorato, S'il vous s'il vous plaît. Eccomi qua. Lo sa, il è très Jolie? No, No. gelo. Vabbè, Jolie, gelò, scusi. Molto geloso. Non vorrà mica dirgli che ci siamo baciati. Ah, no. L'ho già dimenticato. C'est pas possible, già dimenticato. E così, senza preavviso, capirà. Oh, mon chéri, se ci fosse stato un preavviso, il bacione non ci sarebbe stato. Già, vede, io in realtà potrei dimenticare di dimenticare un bacio senza significato, ma un bacio che significasse qualcosa, mi ricorderei di dimenticarlo. C'è qualcosa di contorto in questa sua logica? Ne spiego meglio. Ah, oui? Un bacio pieno di significato Oui? garantirebbe il mio assoluto silenzio, la mia completa discrezione. Ah, così lei vorrebbe che io la baciassi di nuovo? Sì. Ma è un ricatto! No, è un bacetto. Non c'est pas possible, non potrei mai perdonarmi con povero Carlo. Ma io lo faccio per aiutare lei e Carlo. Anche questo è oscuro. Spiego. Vede, lei è la sua fidanzata, Oui. io sono il suo più caro amico. Oui. Signorina, Oui. dobbiamo difenderlo Oui. da qualsiasi malinteso, Oui. signorina. Giornalisti sono sempre in calore. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour. C'è il mio soufflé per cena questa sera? Fino a questo momento questo è il programma. Ah, merveilleux. Allora io vado a portare la roba mia di là. Sì. Dove va? Dans ma chambre? A fare lo shampoo? No, in mia camera mia. A fare lo shampoo? No, ad aspettare Carlo. Ah, senza che si lavi la testa. I francesi sono così, non hanno il bidet, si figuri se si fanno lo shampoo. Signorina, mi perdoni. Sì. Volevo essere gentile, aprirle la porta, mamma. Va bene, ma visto che lei non se ne va, che rimane là a guardare quello che io faccio, io mi vado a riposare. Vada. Sono stanco dal viaggio. Capisco. Arrivederci. Arrivederci. Che schifo. Justine. Riccardo! Justine! Nina! Ma che diavolo succede qui? Justine, sei in anticipo. Come sei? Pourquoi stai urlando? Io non sto urlando e anche se lo stessi facendo ne avrei tutto il diritto. Scusami, volevo dire la cosa come stava a Riccardo. Vabbè, me la stava dicendo Justine, che c'è di Ah male? sì? Te l'ha detta? In tutte le lingue. Chiaramente? Sì, sì, molto Quindi chiaro. è tutto a posto? Tutto a posto. Benissimo, sono contento per te. Senti, le valigie le ha disfatte Nina? Sono già nella mia stanza. Oh, non c'era di sistemato per meglio. 20 anni. Allora guarda che faccio. Mi informo che cosa c'è per cena perché dato l'orario ho già un languorino. Però se ne occupa Nina glielo devo chiedere a Nina. Nina? Nina? Scusate, avete visto Nina? Sono qui. Non è- ah, Ma sei come qui, fai Nina? a non vederla? Non è facile fare la governante in questa casa, sa? E ti senti bene, tesoro? Benissimo. Si sente bene. Benissimo.
c'est pas possible. Non riesco mai a prendere il telefono in questa casa. Potrebbe essere qualcuno che parla il francese. Ma je parle français. Volevo dire, potrebbe essere il macellaio che parla solo tedesco. C'est pas possible. Pronto? Ya. Ya. Macellaio. È il macellaio. Vado a fare il bagno. Meglio. Nina, chi era? Non era il macellaio, era Fräulein della Lufthansa. Hai visto? E che cosa ha detto? Pronto? Ich lieben Karl. Ah, vabbè. Certo, è Mi è tedesca. venuto in mente qualcosa che devo dirle, E dillo, ma sto- non me lo ricordo Sto aspettando, assolutamente. cosa ti ha detto? No, ma non lei, non la Ich, signorina. Bellic, Carlo. Dico, io dovevo dirle qualcosa, ma adesso non mi viene in mente. Vabbè, mi verrà in mente più tardi, poi glielo E dico. come facciamo? Scusi. Pronto? Ja? Ja. Ja. Chi è? Fräulein Poppea. Infatti. Oh. Ehi, ciao. Come? Ah, una piccola raucedine. E così, amore, vengono all'improvviso, che vuoi che ti dica? Come dici? Ah, sì, grazie del pensiero. No, non c'è bisogno che mi telefoni di nuovo. No, aspetterò il tuo rientro, come facciamo al solito. Ciao, amore. Ah, già, certo. Ti amo. Anch'io. Il bacetto, certo, il bacetto. Ma chi se lo dimentica? Tesoro, era ancora il telefono? Come? Era il telefono ancora? Sì, era il telefono, sì. Perché stai bisbigliando? Io sto bisbigliando. Ma no. Sì, tu stai bisbigliando. Ehi, ce l'hai con me? Io No, bisbiglio. dico, ce l'hai con me. Lo sai che sei solo chiacchiere e dissettivo. Mi stai guardando così. Volete la guerra? Vuoi la guerra? Facciamo la guerra. Non sto bisbigliando, amore. Chérie, chi era il telefono? E mi è venuto un po' di raucedine. Al Oui, telefono. je comprends, oui. No, al telefono per... Non era per me? No, No? perché tu aspetti qualcuno? No, aspetto una telefonata dall'aeroporto. Ah, dall'aeroporto? Oui, per via di quel nuovo aereo ultraveloce che si chiama Ultra Caravelle. Ah, le 3 caravelle, la Nina. Dica. No, parlavo delle caravelle. La Pinta e la Santa Maria. E senti, ti vogliono lì come hostess, è chiaro? E tu come lo sai, chérie? E beh, è ovvio, fai l'hostess. Ma senti, non ti cambiano l'orario, giusto? In verità sì, Come sì? E pourquoi partiremo alle 11:30 anziché alle 10:30, un'ora più tardi. Un'ora più tardi? Oui. Bene. E pourquoi hai detto bene? Io ho detto così? Oui. No, non me lo sono... Hai detto così. Ho detto l'hai così. detto. Sei solo chiacchiere. Ce l'hai con me. Che mi dici che non l'hai detto? Ce l'hai con me. Te lo sei pure appuntato. Vuoi fare la guerra? Vuoi fare la guerra? Facciamo la guerra. Amore, avrò detto così perché mi è venuto così, istintivo. Visto che domani mattina avremo un'ora extra da passare insieme. Ah, mon tartufone, chérie, je t'adore. Allora dimmi una cosa. Sì. Chi era al telefono poco fa? Al telefono? Oui. Un lunatico. Non era un'altra donna, vero? Un'altra donna. Ma che cosa dici, mio dolcissimo gattino francese? Un'altra donna. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Regarde-toi. Come? È una lettera. Ah, lo vedo, è una Fa lettera. un francobollo inglese. È indirizzato a qualcuno che si chiama Lori Hawkins. Hawkins. Evidentemente non è mia. Cosa lui, ci non fa? è, lui non è Lori Hawkins. Cosa ci fa qui? Lui è un amico mio, Riccardo. Sta ospite No, qua. chérie, dicevo la lettera. La lettera A. Che ci fa? Che ci fa? Ah! Che stupido. Quelli delle poste, sai come sono? Sono fatti così. Mi è venuto in mente il fatto della della cena che è quasi pronta. Ah, bene. Merci Nina. Dis-moi Nina, che cos'è questa? Cos'è Una questo? lettera? Risposta esatta. Grazie. Brava. È una lettera indirizzata a qualcuno che si chiama Lori Hawkins. Hawkins. Oh, che croce, sembra una straniera. Oui, una sì, straniera. sicuramente. Allora, cosa ci fa qui? Cosa ci fa? Cosa ci fa Non lo qui? so, è arrivato all'improvviso. Cosa ci fa lei? Io sono sempre ospite per tutta la È vita. ospite adesso. Ah, oui, dicevo la lettera. Ah, la lettera, mi perdoni, non capisco bene le lingue. Ecco. Che cosa ci fa qui questa lettera? Cosa che ci fa? cosa? Cosa? Lo devo rispondere io, no? E allora vuoi che rispondo io? Devo No, dico vuoi che rispondere, rispondo devo io?
No, rispondo io. Allora, questa lettera in verità mi è stata consegnata dal portiere. Ma per errore. Per errore, evidentemente, perché non era Indirizzata a noi. Vedi che con la logica si risolve tutto, amore. In realtà io non avrei dovuto prenderla, signorina. E però ho sbagliato, che faccio? È colpa mia. ma mi può sono cose che perdonare? capitano, via. Non ci Je suis pensiamo. désolée. Può capitare, Oui, vero? sì, Sono errori, in fondo possiamo sbagliare, siamo esseri umani. Alcuni, non tutti. Che cara persona, Nina, vero? Chérie, non penserai mica che sono troppo sospettosa? Un pochino lo sei. sì. No, chérie, adesso io mi farò perdonare. Vado di là, nella mia chambre, Sì? e mi farò piano. trovare tutta fresca e incipriata. Pour toi! Mua. A bientôt! Ah? Che significa? A presto! Ah, a presto, a presto. Carlo, sono stanco. E ti credo, gestire un aeroporto non è mica facile, sai. Ah, beh, certo, sei perché da tu solo? adesso penserai che io abbia in mente solo e soltanto le donne, vero? E perché non è così? No, No. dico non è così. No, dimmi se non è così. Vuoi fare la guerra? Vuoi fare la guerra? Facciamo la guerra. No, sai, sono un appassionato di cinema americano, tu lo sai. Me ne sono accorto, Te me ne ne sei... sono Ah, accorto. te ne sei accorto? Ehi, abbassa gli occhi, sei solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo. Comunque, senti chi parla. Te lo ricordi quando stavi a Stoccolma, che stavi con la norvegese, con la svedese e con la finlandese? Sì, lo ammetto, ma quelle non facevano la fila fuori aspettando di entrare, Vabbè, hai ragione, oggi è stata una giornata un po' insolita. Insolita, dici, dici insolita, vuoi fare la guerra? Facciamo la guerra! Ma ti sei visto solo questo pezzo? Solo del film? questo del film. Appunto. Poi mi sono addormentato e mi è rimasto questo in loop, Perché capito? mi è E venuto io, il dice, l'hai visto Scarface? Sì, cosa fa? Vuoi fare la guerra? Vuoi fare la guerra? Facciamo la guerra. Ma Allora, chiacchiere distintivo era un altro? era un altro, siccome mi sono addormentato alla fine di uno e a metà dell'altro. E allora li ho uniti e ne ho fatto uno, capito? Tanto l'attore è quello. quindi. No, sono due diversi Ah, sono che due ho beccato. diversi. E certo, allora, senti, se ho capito bene, ora passiamo dal cinema alla realtà, che mi sa un po' di cinema, però, allora, se ho capito bene, tu sei fidanzato con tutte e tre queste ragazze, giusto? Sì, giusto, sì. Benissimo. E tutte e tre queste ragazze hanno intenzione di sposarti, giusto? Che sposarmi, che ha parlato di matrimonio, Riccardo. Si tratta di poligamia. Allora, come credi che funzioni la poligamia? Vedi, loro sono sì le mie tre fidanzate, ma resteranno tali per sempre, capisci? Così io avrò tutti i vantaggi del matrimonio senza nessuno dei suoi inconvenienti. E poi lo sai che le fidanzate sono molto più socievoli, sono molto più affettuose delle mogli. Ah, Sì. ma stai scherzando? No, guarda, ti faccio vedere. Faccio vedere come mi organizzo, caro mio. Ecco, vedi? Allora, io mi appunto tutto per non sbagliare. Vedi qui. Arrivo domani a Roma alle 7. Questo è il mio messaggio, che tu hai ricevuto No. e hai occultato nel tuo iPhone. No, questo è un altro Riccardo. Questo risale un anno fa. è un No, altro- no, questo sono Riccardo io. Ah, non puoi essere tu, perché io alle 8:42 sono andato ad questo è accompagnare- il mio messaggio. E alle Vediamo- 7 troppo presto. Avremo modo. Oh, guarda qua. Loro lavorano ognuno in una compagnia diversa, no? Una Air France, una British United e l'altra Lufthansa. Fino a qua ci arrivavo senza cane io. Ecco. Infatti Lori, vedi, arriva alle Canarie questa sera, mentre invece Justina, che parte domani, arriverà a Tokyo e alla stessa ora Crane sarà tra Lisbona e Parigi. E come vedi tutte e tre ruotano attorno alla Terra, una verso la Luna, uno verso il Sole e poi tutte e tre tornano da me. Una geometria perfetta, caro Riccardo, quindi adesso capirai che... Certo, una geometria perfetta. No, capirai quanto è importante trovarti un altro posto dove andare a stare, perché qui la tua permanenza rende tutto molto più complicato. Io se fossi in te, un amico me lo terrei, amicone mio, specie quando sa troppe cose. Vedi? Guarda, vedi? Ma che Vedi? fai, mi ricatti? Sì. Ah sì? Sì, ti ricatto. E allora te lo dico, sai come? E come? Senza nessun pelo sulla lingua, Riccardo. Sputa e rospo. Puoi stare quanto vuoi. Lo sapevo. Basta che non fai parola con nessuno. Ma con chi devo fare parola? Questa, vedi, è un'organizzazione perfetta. Questo non è un appartamento, capisci? Questa è un'organizzazione criminale, perché tu qua dentro hai il crimine, hai il gene del male, capisci? E io questa organizzazione la difenderò come se fosse mia personale. Tu fidati di me, tu ti fidi di me? Ciecamente, guarda. Questo non l'ho capito. Guarda, tedesco, inglese, francese sì, ma l'arabo completamente. Tengo piede sotto toia. Tu me lo vedi?
Buongiorno Nina. Buongiorno. Vedo che la Lufthansa è partita. A chi tocca oggi? Cioè, volevo dire, a quale signorina? Alla signorina Lori Hawkins della British United, in arrivo dopo mezzanotte. Bene. Buongiorno signora! Che No. bel bambino! Cresce bene! No, che ci fa qua la tedesca? No. Eccola. Auf Wiedersehen! Signorina, buongiorno. Noi non l'aspettavamo fino a domani. Tu parli come mio Carlo. Vuole sempre sapere, momento mio arrivo. Nina, cosa abbiamo da mangiare? Vado a vedere. Signorina, noi pensavamo che lei fosse a Montreal. Proprio questa sorpresa. Abbiamo invertito rotta, nuovo Boeing, abbiamo stabilito un nuovo record. Bene. Carlo sarà contento. Sì, certo, gioia sprizzata orecchie a Carlo. Questa la metto qua per lei. Danke Riccardo. Mi chiami Ricky? Ricky? Sì, oppure Rocky. Occhi? No, occhi per Matti Testa. Che fra poco Matti Testa verrà a me, a lei, tanto Matti Testa, sì. Mentre invece Rocky, pugile, Filadelfia, no, Filadelfia, no, formaggio. Filadelfia città, Rocky, statua, Balboa, Rocky, Adriano! ce l'ho fatta. Rocky, Metto qui Rocky. per lei. Oh, che bella stanza! Tanti pastorelli tedeschi. Mi sono sempre chiesto nel presepe se mette i pastori tedeschi. Vabbè, lasciamo stare. Ai. Le tolgono le spalle e il collo? Ah, come vuoi avere il raffreddore, io avere sempre matti collo. Devo sempre prendere lo Siemens Interland. Cioè? Potente sedativo tedesco. Bastano poche cocce e io fare subito pisellino. Pisolino. Pisellino. No, pisellino in Italia è un'altra cosa. Pisellino. Due pisellini in Italia. Pisellino figlio di braccio di ferro. Sono due. Pisolino vuol dire due cose. Pisolino sonnellino, pisolino, pisolo piccolo. Pisolino. No, pisellino. Pisellino. Riposino. Pisolino. Però io preferirei il buon massaggiatore qui a Roma. Ecco. Veramente io... Vabbè, lasciamo stare. Cosa? No, niente. Tu stavi per dire qualcosa? Sì, ma non vorrei che lei mi giudicasse sfacciato. Ecco, Dirò io se tu sei sfacciato. Va bene, allora lei deve sapere che io prima di essere giornalista ero fisioterapista. Nein! Ja! Arto! Ricky, Arto! Rocky. Arto, voglia farmi massaggiare da te testa e piedi. Poca distanza mi viene facile, sì. Forse tu pensare me sfacciata, tu pensare me spregiudicata, no. Ma io non lo sono mai quando si tratta mia salute. Giusto, signorina. La salute viene prima di ogni cosa, anche a costo di qualche sacrificio. Ya. Che cosa fa? Mi sacrificio. Mamma, perché lei non si sacrificia di là? Non è meglio nella sua stanza? Ciao, dimenticavo. Voi italiani non sapete dissociare gorbo da zesso. Pisellino, capito? E a noi italiani viene difficile fare questa dissociazione. Adesso io andare nella mia Zimmer Sua? stanza, Perché Zimmer? stendere su asciugamano Sì? e tu verrai di là con olio d'oliva a massaggiare me. Anfang du de Fußen. Che significa? Da testa e piedi. Sì, perché io di tedesco conosco solo una parola. Ya? Schopflasch, Cosa vuol dire? sucalora, Non capire. biberon, bambino, sucalora, vabbè, comunque tu lasciamo stare. birichino. Io birichino. Io andare di là. Prego. Biscai. Bisclai. 1,60 m di bondà,
in olio d'oliva. Buon appetito! Danke. Riccardo? Signor Riccardo? Signor Ricky? Signor Ricky? Signor Robby? Ah! Oh, Che fa, dorme? adesso non più, ma cos'è? No, è l'aspirapolvere, l'aspirabriciole. Vabbè, faccia poco la spiritosa. La briciola. Per quel che le è rimasto? Dov'è la Lufthansa? Dorme, Ah. dorme come un infante. E chiamala infante, Ha chiamala. detto che lei ha delle mani di fata. È stato come massaggiare un balenottero. Senta, lei gradisce le salsicce, sì? Oppure... Ma anche se sono rimaste le briciole. Mamma mia, non c'è pace in questo quartiere. Mi sono, Oh, vabbè, niente, un taxi che ha mi sono tamponato. trasferito qua per... Oddio! Il signor Carlo con la signorina Justin sta salendo. Come? Ma non doveva essere in viaggio Siamo alla la signorina foto. Justin? Siamo alla foto, subito. Attenzione, attenzione, la foto della signorina Justin è sotto. La metta qua, la metta qua, la metta qua. Adesso che sono dell'organizzazione, in questa casa ci vuole la mia fotografia pure, se no Va bene, come dopo faccio? la metteremo. Ha capito? Dopo No, la la dobbiamo metteremo, vado in mettere, è cucina. necessario, è normale. Guardate che eccoli qua, eccoli, mamma mia, che me l'ha fatto fare. Chi me l'ha fatto fare? Oh, Me chérie, trasferirmi chérie, qua? come Sì. sono contenta. Entra, cara, entra. Oui, finalmente. Ah, Bonjour. bonjour, siete tornati? Oui, non è merveilleux? Perché? Come perché? Posso stare tutto il pomeriggio avec mon petit chou. Mua. Dov'è Nina? Mon petit in cucina. Ah, oui. Sì, in Nina, cucina, qu'est-ce in que tu cucina. fais? In Le cucina. soufflé? Ma dopo tutto quello che hai fatto, tu non sai altro, non dici altro che siete tornati, Che vero? cosa ho fatto? Guarda che so tutto. Ma sei che andato cosa sai? all'agenzia immobiliare. Ma Sei a fare la- che cosa? lascia Sei andato perdere. all'agenzia immobiliare? Chérie, chi ha ordinato le salsicce? Lui, sicuramente lui, perché io odio quella porcheria. A me piace il soufflé, va bene? E ti dirò di più, mia cara. Io sono stufo di quella persona. E quindi sarà meglio stasera andare a cenare fuori. Bravo! 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 Tu devi andare fuori a cena, tu sei troppo stanco, Carlo mio. Tu lavori troppo, scrivi troppo. Ah, io- maman, qu'est-ce que c'est ça? mamma, che questa è mia. Mia! Sua? Mia. E lei usa una di queste anche quando non vola? Perché? Perché bisogna volare per avere una borsetta? Ah, oui, una borsetta da volo. È una borsetta da volo. Dove sono le ali? Dove c'è scritto che è da volo? Questa è la borsetta mia e ci tengo dentro tutte le mie cosette personali. Shampoo, borotalco, olio d'oliva, capito? Ah, lo sa una cosa, monsieur Riccardo? Sì. Lei è un petit peu fou, Prego? un pochino passerello. Sì, sarò un pochino passarello. Allora, voi due andate fuori a cena, No, avanti, su. no, non se ne parla affatto. Io sono stanca, voglio rimanere qui alla maison. Come vuoi, amore mio. Se sei stanco e vuoi stare qui, non c'è nessun problema. Ceneremo a casa. Non puoi cenare a casa. Tu non devi cenare a casa, tu devi andare per forza. Senti, Riccardo, io non voglio litigare con te davanti a Justin, a meno che tu non mi ci costringa. Se ha detto che vuole restare qua a casa perché si sente stanca, noi mangeremo qui e tu non devi insistere. No, io insisto perché tu vada a cena fuori. Insisto, lo capisci che insisto? Questo deve avere una specie di esaurimento. No, io non ho nessun esaurimento, sei tu che hai l'esaurimento. Scusate, io volevo sapere se c'è qualche variazione. No, nessuna variazione, Nina. Per A la che cena proposito? nessuna. Per la cena? No, nessuna variazione. E poi la vuoi smettere una buona volta di stare dietro le porte ad origliare? Ma te l'ho detto poco fa in cucina, c'è il soufflé per questa sera, no? Dico, ma rimanete tutti quanti a cena? Tutti quanti chi? Dico, tutti quelli che siete siamo in questa solamente casa. un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux,
tais-toi, io non resisterò a lungo in questa casa. Io non sono molto forte, il dottore lo disse a mamma. Nina è una brava ragazza, ma non è molto forte. No, io non sono forte. Non sono forte io! Io non Ma sono che cosa forte. avrà mai quella donna? Oh, poverina, non lo so. Ma Cosa ci fa lei davanti alla porta della mia chambre? Diglielo. che cosa? E diglielo. Ma che cosa le devo dire? Vieni qua. Non me l'hai detto tu? Fai come se fosse a casa tua, Riccardo. Io? Sì, usa la camera di Justin quando Justin non c'è. Non capisci? Ma io non capisco niente, Riccardo, capisco semplicemente che sei un emerito fasullo e quindi prendi tutta la tua roba da quella stanza e lasciala libera per Justine. No! No? Io ti ammazzo. Oh, maman, mais c'est un moment. Voglio sapere pourquoi non posso entrare nella mia chambre. Pourquoi? A mamma. Allora? Ma che vuol dire, mia mamma? No, un momento. Ah, un momento. Ah, mamma. A mamma che gliele spieghi se ti fa le pourquoi. Lì se ti fa le dici fa della scelfetta le fa da te. Poi, non può... Ho detto qualcosa? Non può utilizzare la mia stanza perché ci sono in giro tutte le mie cosette personali. E allora? E allora non vorrei che lei le vedesse. Ma io non guardo, mi tapperò gli occhi. No, tapperò gli occhi, è impossibile non vederle, signore. Le mie cose sono vive, camminano, escono dalla valigia. Vogliono vivere. Ha capito? Quindi c'è la schiuma da barba che cammina, la dentiera che l'insegue, la pinzetta che dice alla schiuma da barba fermati che ti devo fare la depilazione. Prima anche nell'inguine si fa la depilazione. Poi il mascara, perché io amo le ciglia lunghe, ognuno con i propri pregi, i propri difetti, signorine. I reggicalzi, uso i reggicalzi perché ho i gambaletti, va bene, mi scendono le calze. Poi insomma, io non voglio che lei veda tutto. J'ai compris, lei è completamente esaurito. vabbè. Userò l'altra chambre, chérie. Usi l'altra chambre. Mi devi scusare, Oui, Justine, chérie, sì. Mamma mia. ormai che... Senti, prendi tutta la tua roba e smamma da questa casa. Tu lo sai chi c'è qua? Non me ne frega niente, Riccardo. Allora mi faccio un caffè e me ne vado. Ecco. Me vado a fare. Caro. Liabel, io me ne vado. No, Riccardo, no, aspetta. No. Scusa, No, ti chiedo scusa, no. Mi hai appena buttato Ho fuori. detto una cosa che non c'entrava niente. Libe, diglielo anche tu che non può andare via da qua. Lui non può andare via. Lui avere mani di fata. Sì, io ho mani di fata. Va Mani bene, di- resto. Mani di fata. Vabbè, poi di questo Ne parliamo dopo. Senti, amore, io devo andare subito in redazione. Mi hanno chiamato per un servizio urgente. Ma Ci vediamo. sei appena arrivato. Lo so, ma lo sai com'è il mio lavoro? Ci vedremo più tardi. Tanto c'è Riccardo qui che ti farà compagnia. Sì. Ciao, amore. Scusate, prima che metto il... nel forno? Ci risiamo. Tu stavi per dire soufflé? No! Ya, tu stavi per dire soufflé. Chi ha ordinato soufflé? Lui, sicuramente lui. Cibo per gente senza zana. E allora niente soufflé, dai. Non c'è bisogno che prepari il soufflé. Contrordine, Nina. Contrordine? Contrordine. Io vado a fare doccia. Sì, amore, brava. Così quando ritorno ti farai trovata bella ed incipriata tutta per me. Biscai. Adesso staremo insieme ogni 2 giorni, anziché 3. Non sei contento? Contentissimo. Oh, Biscai. Biscai. Che cos'è questa storia del massaggio? Guarda che io me la ricordo, vabbè. Tu non ti arrendi mai, vero? Vabbè, che devo, non è colpa mia se ho mani di fata. Guarda che ti do un pugno, Guarda che io Riccardo. ti denuncio, sai? Ti denuncio, non solo ti denuncio, ma racconto alla polizia quello che succede in questa casa. No, ti prego, Riccardo, non lo puoi fare. Perché? Ti prego, non lo puoi fare. Non lo puoi faccio. fare. Va Anzi- bene, non lo faccio. Anzi, dobbiamo fare una cosa, Riccardo, ascoltami bene. Adesso dobbiamo sgombrare l'appartamento perché c'è Lori che arriva a mezzanotte. Ho Quindi capito. io mi preoccuperò di portare Justine fuori a cena e poi troverò un posto dove passare anche la notte. Va bene, va bene. Mentre tu starai attento che non resti un minuto di più qui dentro Crane. Va bene, va bene, non ti Allora, preoccupare. Chérie? Oh, cosa
Cosa ci fa lei ancora qui? Non è giusto parlare così all'amico mio. Riccardo, ti ricordi? È di no? invadente. Allora, per dire il programma, allora il soufflé è sospeso mentre lei... Oh, Nina, pourquoi c'est difficile? Abbiamo detto poco fa che abbiamo il soufflé per cena stasera, solamente che ce ne vorrà un pochino meno perché messer Riccardo andrà fuori a mangiare al ristorante. No, amore, lui resterà qui. Vedi, prima forse siamo stati un po' troppo precipitosi, un po' troppo impulsivi, ecco. E quindi resterà Allora qui. il soufflé deve essere per 3, per 4? No, per uno soltanto, Nina, solo per il signor Riccardo. È chiaro, mi sembra, no? Perché io e Justine andremo a mangiare a cena fuori. Ah, cena fuori noi due? Sì. Mentre il tuo amico mangerà il mio soufflé. E amore, poi dopo... No, c'est pas possible. Poco fa stavate litigando pure. Hai ragione, ma dopo ci siamo chiariti subito, perché sai come sono gli amici. Un momento prima litigano, un momento dopo fanno la pace. A mamma. Prima abbiamo litigato e allora poi si fa la pace, perché l'amicizia è una cosa meravigliosa, lo sa. Poi sì, l'amore trionfa su tutto l'amore. Dammi un bacio, dammi. Non esageriamo. Allora, tutti e due bei piscioncini. Fate una cosa, andate fuori a mangiare al ristorante piscioncini, No, ma- che io rimango qui a mangiare il mio soufflé da C'è sola. stato un equivoco, Un equivoco? Justine, e poi ho già prenotato, Oh, capisci? disdici tutto. Ma no, c'è un tavolo a nome mio, dai, dobbiamo andare a Trastevere. Bravo, portala dal boia, che fa delle costolette il boia, che sono una meraviglia. Che cos'è questo? Cosa? Questo è un uomo, cioè un uomo, veramente Riccardo, l'amico mio, però... Questo è un rumore che esce dal bagno. No, Acqua che scorre Sono dal io che ho bagno. delle perdite. No, amore, forse non hai sentito bene. Senti, esce dalla cucina, c'è Nina che fa il bucato. Ma ha chiamato? Lina, oui, il y a un petit changement, un piccolo cambiamento. Stasera i signori andranno al ristorante a mangiare, mentre io rimarrò a casa sola a mangiare il soufflé. No, Non mi dispiace, ma io l'ho buttato via quando mi avete chiamato. Il soufflé? vedi? Cosa è rimasto? Ah, le champignon. No, Ah, le bouillabaisse. no, Le potage. no. Les gâteaux. No. La tarte aux pommes. E allora? Andiamo fuori. Le saucisson. Le saucisson. Le saucisson. Sì, sì. Lo saucisson. Purtroppo. E perciò io vengo qui 2 volte alla settimana per vedere te che cosa trovo. Le saucisson. Un potiferio trovo. Non posso entrare nella mia chambre. Trovo un tavolo prenotato dal boia. E per giunta mi devo sentire dire dalla cameriera che devo mangiare delle schifosissime saucisson. Mangiale tu col tuo piscioncino le saucisson sul divano, che adesso io mi preparo e dal boia ci vado da sola. Maleducato! Ti tiri la corda dal boia. Senta, noi adesso dobbiamo parlare del mio stipendio. Proprio a questo pensavo, però non è il momento, Nina. Intanto vai di là. Ne parleremo quando sarà l'occasione giusta. Acqua essere troppo calda. Perché urli così, Crain? Perché tu si tira me? Ma perché? Devi parlare piano, non vedi Riccardo com'è? E ha un tremendo dolore alla testa. E quindi Potevi dire alla schiena, no? c'è bisogno subito di un'aspirina. Vai in bagno a prendere l'aspirina. Sapatalla catacassa patalata. Assagota patacciamo. Tipo le pate cattivi di caciapo. Quando ha un dolore forte parla arabo, capisci? No, è giapponese questo. Piccolo mani di fata, come stai? Bale. E piccolo Rocky, come stai? Bene. Oh, vado a prendere subito aspirina per te. Sapatalla catacassa. Vuol dire Piccolo grazie in mani di giapponese. fata. Vai, Grazie non vuol resiste dire più, in dai, giapponese. vai. In giapponese vuol dire grazie. Lina, dov'è il mio foulard? Ah, complimenti! Vedo che avete cambiato la porta! Piscioncini porci! No, Justine, scusami, c'è Ecco aspirina per te. Sapatalla catassa la patalanda malagata. Povero piccolo mani di fata. maratacce tu. Ma bevi l'aspirina. Tieni aspirina. Così ti passa. Ti raccomando, bevi molta acqua. Io bevo almeno 3 litri acqua al giorno. Sì, Fa vero. molto bene. 3 litri di acqua. 3 È litri vero, è acqua. vero. Come Sazzarda uscire di casa. Ah. Sapatalava. Io faccio plin plin tutto il giorno.
Tutti gli angoli della strada, Tutto aeroporto. come i catti. Come i catti. Vado a fare doccia. Sì, vado a fare doccia. Piccolo mani di fata. Piccolo male di fata, piccolo. Chérie, nel caso in cui tu voglia staccarti dal tuo piscioncino, puoi sempre venire con me dal boia. Ma guarda che c'è stato un Ti equivoco, aspetto Justine. fuori. Justine, ti prego. Seulement 5 minutes. Che di Bari? No, Senta, guardi, per il mio stipendio ne Nina, parliamo subito. Nina, vai in cucina. Adesso ne dobbiamo parlare. Adesso vengo in cucina e ne parliamo. Dai, per favore. Mamma mia. Riccardo, Che c'è? Riccardo, hai capito il discorso qual è? Qual è? Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo liberare la casa. Ah, ho capito. Ce Ce ne andiamo. Tu devi portare a Crane fuori da qualche parte. E dove la porto? La porti. Dai, a Roma ci sono tanti posti che conosci. no? Hai ragione, la porto dal boia a Trastevere. A Trastevere. Ma Sì. se ci vado io, dal Boia? Appunto, così ti leva di mezzo quella là e non ne parliamo più. Dai, allora, dai, portala da qualche parte. Va bene, L'importante è va che esca da questa casa. E dai. se non vuole uscire? No, deve uscire, deve uscire. È uscita, è uscita, è uscita. Acqua sarà ancora troppo calda. Soffiaci sopra. Tu essere arrabbiato con me? Io? No, amore, perché? Che cosa te lo fa pensare? È che sto pensando che devo andare al lavoro, capisci? Quando si parla di lavoro io non capisco più niente, quindi Oh, rimani altro pochino. non è con possibile, me. mi stanno aspettando, Perché? che figura fa? Rimani ancora un No, poco. faccio brutta figura con i colleghi, dai, devo scappare. Dammi un bacio. Bacio. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado a passeggiare alla faccia tua. Che culo? No, immaginavo il retro del cane. Così. Signorina Crane, lei dovrà venire a cena fuori con me. Nine. Come no? Perché non vuole venire a cena con me? Io prenderò cocce, fare pisellino e aspettare il ritorno di Carlo. Quindi lei mi sta dicendo che non vuole accettare il mio invito a cena. Nine. Ah. Carlo sarebbe troppo geloso. Ma non ha sentito cosa ha detto Carlo prima? Oh, Carlo ha detto tu fare compagnia a me, ma qui a casa. Nina? Dica. Signor Rocky va fuori a cena. Io rimarrò a casa a mangiare salsicce. No, io le ho buttate via. Chi ha ordinato a te fare questo? Io! L'ho ordinato io. Vada Nina, non si preoccupi. Signorina Crane, non mi guardi con quegli occhietti dolci. Non mi guardi così. Noi dobbiamo andare per forza a cena fuori. Non possiamo rimanere qui a casa perché rimanendo io qui da solo con lei e il cagnolino, io potrei cadere in tentazione, capisce? Bene. Oh, Allora noi non rimarremo qui a casa dove Nina può sentire, può vedere, non può succedere nulla. Io e te andremo fuori a cena. signorina. Dove tu Oh! potrai cadere tentazioni con me. Yeah. Che onesto uomo che sei. Biscrai. Nina, no, dove va? Me ne vado, mi licenzio, io non voglio più stare in questa casa. Non può andarsene, non così e non adesso, io me va ne bene? Oh, che cacchio ci fa lei qua? Io abito qui. Sì, lei abita qui, ma io stavo facendo palestra perché il suo arrivo e la sua presenza erano previsti per dopo mezzanotte. capito? Well, abbiamo avuto un forte vento di Forte coda. vento di coda. Nina, dove va? Non si abbandona una nave che affonda. Mi lasci stare. Non si abbandona la nave che affonda. Quando sì. la nave affonda, la prima a lasciarla sono le donne e i bambini. Lo Lei lo lascio sa. andare pure se vuole. Io prendo ordini solo dal signor Carlo, Non la faccia capitano. arrabbiare. Oh, ha ragione. Ma che cos'è questo rumore? C'è Carlo là dentro? No, sono io che ho delle perdite. Hai bisogno di un Tampax? No, volevo dire che è Nina che sta facendo il bucato. Una sennina lì? Ah, certo, Nina è qua. Nina, però il bucato si fa nel frattempo. Dov'è il mio
Carlo! Carlo non c'è, ha lasciato detto che lei, insomma, doveva venire a cena fuori con me, signorina. Oh, certo, perché non sapevo, mio darling, che sarei arrivata in anticipo. Comunque preferisco aspettarlo a casa. Nina, che cosa c'è da mangiare? Niente! Niente! Oh my God! Quella donna mi odia! Chi? I know it! Lo so, Chi è lo che- sento! Ma chi è che l'odia? Nina o Mary Poppins? Nina Perché sono due, ha una doppia personalità a questo punto, ha capito? è cattiva nel cuore! Chi? Nina! Ah, è cattiva nel cuore. No, no, non pianghi, non faccia così. Non si preoccupi, non lo fa, lei lo fa per il suo bene. Si prepari, che andiamo a cena fuori, andiamo su, prenda D'accordo, la sua Riccardo, roba. dammi solo il tempo di togliermi l'uniforme. No, no, no. Questo implica il fatto che lei debba andare in una delle stanze a caso, ma le dico non si cambi. Ma vorresti portarmi a cena vestita così? Sì, perché io non resisto al fascino delle Oh, non uniformi. dire sciocchezze, vado nella mia camera. No, perché non usa la mia camera? Perché dovrei utilizzare la tua camera e non la mia? Perché nella mia ci sono in giro tutte le mie cosette personali e vorrei che lei le vedesse, insomma. Sai cosa penso, Riccardo? No. Che tu sei a little bit crazy. Un po' matto. Ah, sì, poco matterello, sì, vada. Come on. Come on. Si sbrighi, altrimenti non troveremo un tavolo, mamma mia. Toccia era quella che ci voleva. Cosa essere quella? Questa? Ah, questa è mia, che ci tengo dentro tutte le mie cosette personali, shampoo, borotalco, olio d'oliva. Che brutta. Prendi mia. Questa sì che è bella. Io regalo te. Grazie, Denghe. Io vado a preparare. Sì. Così noi andiamo a cena. Sì. Tu non hai dimenticato. No, come faccio a dimenticare? Se dimentico muoio. Oh, Bisclai. Bisclai, io che te ero in tentazione. Eccola. Ready to go? Ecco qua. Porca miseria. Cosa stai facendo con la mia borsetta? No, è veramente... ma Guarda che non ci sono mani là dentro. No, l'avevo presa. Chi me l'ha fatto fare a me a prenderla? La potevo lasciare là. L'ho presa So, perché... Give me my borsetta, please. Eh? Give me my borsetta, please. Dammi la mia borsetta, per favore, perché non capisci tu quando io parlo con te? Perché io ho studiato giapponese e non Oh, inglese. What Ecco. a pity. Perché comunque non volevo che lei pensasse, insomma... Che cos'è quella? Questa è la mia borsetta. Your borsetta? Mia borsetta. Your borsetta? Mia borsetta. Your borsetta, my borsetta. Ma... It's your borsetta. Sì. It's my borsetta. Repeat again. My borsetta, your borsetta. My borsetta, your borsetta. Understand now? Mai. Oh my No, God. vabbè, senta, non ha importanza. Come on, crazy Riccardo. Dobbiamo avvertire Nina. Why? Mi ha chiamato? Ah, sì, Nina, ti dobbiamo avvertire. E dici, perché la dobbiamo avvertire? Why? Because noi due andiamo fuori a cena. Chi va fuori a cena? Io e Miss Lori, naturalmente. Capisce? Ma lei non si impicci. Oh, non credo che le sarà molto facile, sai? Sì, non sarà molto. Vada. Bye. Bye, baby. Mi saluti Harry Potter. Con piacere. Sono pronta! Nina, dare Dica. bicchiere acqua, per favore. Ma non le farà male tutta quest'acqua? No, serve per svegliarmi. Tra un po' devo uscire con Rocky a cena. Ecco l'acqua. Danke. Nina, Dica. sei mai stata innamorata? Di mio marito. Bene, così dovrebbe essere. Lui non era d'accordo però, scappò con mia sorella.
ti spiace me. Io sono molto fortunata aver incontrato Carlo. Non ha sorelle? Nein, lui è un uomo fedele, lui non quarta a 3 donne. Pronto? Signor Riccardo, sono qui con la Lufthansa, sì. Ho fatto un paio di ore di sonno, ho preso le gocce, adesso si è svegliata, vuole dell'acqua, non so. Sì, sì, lo so che lei deve star fuori con la signorina Lori. Altre gocce? No, guardi, ho paura che le facciano male. Ma quante? Tutta la boccetta, ma no, non può essere. No, non può essere, non mi azzardo a fare una cosa del genere. Signor Riccardo, ha chiuso. Ha chiuso. Nina, Dica. tare altra acqua. Effetto queste cocce sempre a non finire più. Venga, signorina. Danke. Queste cocce sono così potenti che acqua sembrare avere altro sapore. Già, è vero. Senta, signorina, mi fanno effetto subito? Signorina? Dico, quanto tempo... Signorina? Signorina, no, così no. Signorina? Signorina, scusi, ho chiesto, fanno effetto... Signorina? Si svegli? Signorina? Signorina Klein? Klein, signorina? Oddio, erano davvero troppe. Vediamo se riesco a toglierne qualcuna. Signorina, apra la bocca. Apra la bocca, signorina. Non so se vengono fuori, signorina. Via, sputi un po', signorina. Nina, dov'è la Via, Lufthansa? signorina. Nina? Signor Carlo, mi aiuti. Oh, Nina. Signora Klein non si riprende. Come non si riprende? Non si riprende, le ho dato delle gocce e non si riprende. Quante ne date? 10? No, tutta la boccetta. Tutta la Me boccetta? l'ha detto il signor Riccardo. Madonna Tieni mia. fuori la signorina Lori. Ma l'hai ammazzata così? No, non parli di ammazzare, per favore. Crane. Ehi, Crane. Madonna mia, come facciamo? Adesso sta tornando Justine Come qua. facciamo? Non lo so. Dammi una mano, portiamola di là. No, io non posso farlo, il mio contratto di lavoro non lo prevede. Nina, dammi una mano, non ce la faccio da solo. Va spiace. bene. Poi ne parliamo, di questo Sì, contratto. sì, poi ne parliamo, con l'avvertenza ne parliamo. Mamma mia, Vada? è un peso morto proprio. No, non parli di morti perché io non voglio andare in galera, chiaro? Ma non ci andrai in galera. Vada? No, quest'altra. No, ma guardi che è meglio questa. Non vale discussioni, Nina. Faccio Dai, discussioni. apri quella porta. Vada? Mamma mia, quanto pesa. Dio, che cosa mi ha fatto combinare? Che cosa mi hanno fatto combinare? Non vale a niente sta cosa. E non ti qua, preoccupare che non ci andrai in galera. E grazie per l'aiuto, Nina. Eccoti qua, sei tornato allora. Tornato. Mi hai lasciato a metà scena dal boia, maleducato. Io ti ho lasciato, Qui. Justine, ma se ti ho inseguito per tutta Roma. Senti, chérie, o lo fai uscire tu adesso il tuo piscioncino dalla mia chambre, o ci vado io e lo tiro per il collo. Va bene? Guarda con i tuoi occhi. Vedi? Non c'è. Non c'è. In effetti, se fosse qui mi sarebbe scimmiottando. Vedi, finalmente, cara Justine, la tua camera è sgombra. Ma sai perché? Perché ho preso tutta la sua roba e l'ho messa nella stanza degli ospiti. Per rimettere tutto dove era prima. Ma come? Non volevi questo? Scusa. No, non volevo questo. Se devo pregarti per avere il privilegio di dormire nella mia chambre. Ti chiedo scusa, Justine. Vedrai che saprò farmi perdonare stanotte. Stanotte puoi dormire sogni tranquilli, chérie, perché io non ho nessunissima intenzione di dormire nella chambre vicino alla tua. Justine, non fare così. Come dicevo io. Ma ti fai i fatti tuoi. Vedo che ti metti a discutere delle nostre cose anche con la servitù. Maleducato! Ma no, Justine. Ma vedi che cosa hai Maleducato. combinato? Lo so combinato. Parli quando non devi parlare.
Justine, cara, ascoltami. Stai Justine. zitto, non voglio più sentire parlare di questa storia. Justine, apri la porta, per favore. Vattene, non ti voglio più vedere. Lasciami spiegare, Justine, non Ho è detto come... basta. Justine, ti prego, non roviniamo tutto così per una banalità. Apri questa porta e parliamone seriamente. Vattene via. Justine, non te lo chiedo un'altra volta, Justine, apri la porta e farmi parlare con te. Justine? Basta. Dove vai tu? Vado, Nina? mi licenzio. Ma come ti licenzi? Basta, il tempo è finito. Ma- Non sopporto di essere trattata così. E poi, insomma, questo stipendio non prevede questi maltrattamenti. Nina, ti chiedo scusa, io prima ero un po' nervoso, non fare... Lori! Che Darling. bello vederti, Lori! Mi dispiace non poter essere stato lì presente al tuo ritorno, Lori, mi dispiace tanto. Sorry. Ma che hai, sei arrabbiata? Ma guarda che non ti aspettavo così presto. No, darling, non sono arrabbiata con te, non preoccuparti, ma ho bisogno di parlarti urgentemente. A me? Parlate, tanto io non ascolto. Bene, allora mi prepari il bagno alla mia camicia da notte, please. E non urli, chiaro? Per favore, per favore. Dai, vai. Dai, grazie, Nina, grazie. Allora, cara? Come here, darling, and sit down. Non ho capito niente, ma ti seguo. Allora, dicevi? Io non posso più vivere con te. Ma come non può vivere con me? Ma se fino all'altro ieri... E fino all'altro ieri non conoscevo Riccardo. Riccardo? Ma come Riccardo? Amore, non essere precipitosa nel... Il bagno è pronto. I'm sorry. Lori, ti prego, fatti parlare. Lori, guarda che... Guardi che noi dobbiamo parlare dello stipendio. Scusi, ha visto il signor Carlo? È là. Ah, sì. Ah, ciao. Ciao, sono qua. Sì, sei qua. Sì, no. A moment. Me l'hai detto tu. Portala fuori, pensaci tutto, e tu lo sai, io ci ho pensato. Io quando penso a una cosa ci penso bene. Non ne sai un'altra, vero Riccardo? Perché non la vai a raccontare in albergo? Veramente? Fuori da questa casa, Riccardo. Fuori da questa... Ah, mi mandi via. Va bene, me ne vado. Mi faccio un caffè e me ne vado. Ah, Messie Riccardo, può dormire dove vuole questa notte, io non la disturberò affatto, anzi vado a fare un bagno. Vada, si No, tucci nella dove vasca. vai? Come no? Non è Ti possibile. disturba perché io faccio il bagno? No, non disturba me, disturba lui. A lui? Sì, lui, perché deve essere lui a farlo prima di te. Pourquoi? Pourquoi? Ma io lo posso fare dopo. No, lo devi fare prima. Lo sai perché, cara? Perché purtroppo mi è venuta in mente una famosa leggenda inglese dove c'era quella donna che portava sfortuna dentro la vasca da bagno. Pourquoi? E quindi, siccome siamo molto superstiziosi, lui deve fare il bagno prima di te. No, a mamma. Io ho capito, ma ti voglio fare sudare. Non capisco di quale leggenda parli, di quale favola parli. Oui. Di quale? Lei Scusami, il bagno Giustino. lo deve fare prima, Oui. io lo posso fare dopo. Però, siccome io ho un cuore il bagno lo devo fare prima io. Sì. E se non vuole che le porti sfortuna, lei deve utilizzare la mia acqua. Pourquoi? A mamma! Che ci complè la discussione. Allora, io lo faccio prima, lei lo fa dopo e così non muore nessuno. Bravo, è piuttosto, facciamo Perché lo c'è scongiuro. l'acqua, ha capito? Facciamo lo scongiuro, dai. Facciamo quale scongiuro? Che già solo a parlare di questa cosa porta sfortuna immediatamente. Sì, dobbiamo fare lo Allora, scongiuro. 1, 2, 3, il giro che io non faccio. Porci! Che Dove sarà vado a fare il bagno adesso io allora? Danina, Danina, vai, Danina. Nina, Avete chiamato? sì, e userà la tua vasca da bagno. Ma che cos'è questo rumore d'acqua? Vieni da lì! Sono Vieni da sempre lì. io che ho le solite perdite, non si Non preoccupi. viene da lì, non viene da lì, Ma viene io- sempre dalla cucina perché era Prego, Nina che stava signorina. facendo il bucato. Sono onorata. Oui, merci Nina, merci. Sì, meno No, male. devo prendere la pochette. Ci penso io, Guarda, a mamma, che Ma c'è la qu'est-ce que vous poche faites? e me, Aiuto! la Ma pochette. qu'est-ce que tu fais? Vada qua. Vai, Ecco amore, qua. fai il buon bagno, E ti la vasca. raccomando. Sì. Senta, per lo stipendio. Ecco, concesso, Nina, concesso. Salve. Oh, crazy Riccardo, sei tornato a casa da me. Amore, girati, non guardare che ti potrebbe fare male questa cosa.
Vedi che non era necessario avere tachicardia nel tuo cuoricino? Cosa avevo? Tachicardia nel tuo cuoricino. Perché non guardare, lo so che questa cosa è una pugnalata, lo so, io lo so, ma tu non guardare. Adesso lui sa e tutto va bene, it's okay, it's alright. It's okay? It's alright. It's alright. Va bene. Hai visto che cardia è passata? Va bene. Darling, ho bisogno della mia borsetta, scusami. Te la prendo io. Oh, thank you, Te la baby. prendo io. Vado io, che so dov'è. Lori, ti prego. Oui, oui, pourquoi? Oui. Oui, pourquoi? Oui. What happens, darling? No, così, ripassavo un po' il francese, che siccome ho pestato un piede a Nina 3 volte. Oh, hai fatto bene, che bravo. Sì, e lei mi fa oui, pourquoi oui? Compri? Sì. Ci vediamo dopo, tesoro. Ci vediamo. Farai in un attimo. Bye, Bye, bye. bye. Bye, baby. Non guardare, che ti Na, fa male questa na, cosa. Non na, guardare. na, Dico, non na, guardare. Oh, Libe. Oh no, Libe. Libe. Ma chi è Samara? Tamara. Quella che esce dalla televisione? E non la conosco. Io sì, ho una paura tremenda. Ma te vedi che ti fanno male i film, Ma Riccardo? che mi fanno male i film? Per cortesia. Dammi una mano. Ma che ti do una Ma mano? è Libe, guarda. Ma che Libe? Ah, è lei. Senti, io voglio la mia fotografia, la tua ancora non me l'hai fatta mettere. L'ho già prenotata, portala di là. Ma che porto di là? Dai, aiutami. Ah? Dai, aiutami. No, signorina, non è che io sono... Un attimo. Non ce la faccio da solo. Manco Dammi io, una però mano. non è che tu devi... Un attimo, piano. Dai, che io ti aiuto. Allora, aspetta, che io faccio... 1, 2... Oh! E ora? No, e ora come facciamo? Dammi una mano, va. Come facciamo? Dai, 1, 2 e 3. Guarda, non vorrei che entrasse Sciancerefan in questo momento. Piano, tirala da là, tirala! Il divano! Fermala così. Dai buono. Dammi una mano. Dai Sì, buono. qua siamo. Io ci sono, signorina. Qua siamo. Oki Tutti è e due qua. qua siamo, non ti preoccupare. Come. Signorina. Dai, che ti do una Crane, mano. ha visto ora Loki ci vorrebbe. Dai, ti aiuto io, non ti preoccupare. E aiutami, no? E sto aprendo la porta. Ok, va. Falle fare un movimento circolare che ti viene meglio. Sì. Fermo così, faccio come la torre, che io giro, le inclino su un lato Sì, e sì. lei cammina. Diventa tutto più fluido il passaggio, capito? Come nelle rotatori della circonvallazione. Sì. Bravo, piano, dai che ci siamo quasi. Sì, ma così io arrivo domani, io arrivo là. Dai, Allora, piano. Mamma mia, che apri la pesa. porta. Pesa, vero? Signorina, Dove siete tu? in Germania che ci sono quei parchi, un po' di footing lei la mattina. Arriva, Lo può amore. fare. Arriva, Magari amore. l'aiuto io. La metto sul letto. Sì. Dai. La Adagiala piano, dai. la adagio sul letto. Dai, sì, che è scalzo, stai attento. Adagio, signorina, adagio sul letto. Adagio. Ma che è successo? Non ha trovato il letto. Capita. Non è che... There is a problem. Ah? C'è un problema. Uno solo? Ce n'è? Più di uno. Se ne fosse stato uno saremmo a posto oggi noi. Vedi, Riccardo, per me è molto imbarazzante questa situazione, ma credo di non poter più dormire nella camera vicino alla tua. Certo, si sente tutto. Del resto tu dormi nella camera degli ospiti, l'unica camera rimasta libera credo sia... No, quella no. Ah, mamma! Quella no. Why? Ah, mamma! Perché non posso dormire in Può quella essere, camera? questa è la horror room. Ecco. Horror room? Tutto What is giusto. horror room? Horror room? Ora glielo spiego che è la horror room. Ora vedi come mi incarto, capisci? Perché ho detto horror room? Potevo passare avanti. Samara. Samara? Sei Samara qua, sai quella con i capelli davanti? Oh sì, Samara. Sai quell'amore mio che usciva dalle TV che faceva I così? know, l'horror movie. Ho visto questo film, è veramente spaventoso. The Ring. Oh my God. Sabatà! Questa Samara non è tedesca, capito? È una versione. Oh Oh my God.
E quindi dice, questa è la horror room che serve quando uno deve superare delle angosce e le paure, si deve spaventare di più. E quindi dice, Ma io sono coraggiosa, io posso superare questa prova. No, ti farebbe voglio male. dormire qui. Ti farebbe ti male prende un- perché tu non devi superare nessuna angoscia, capisci? Perciò quella Tu- cosa avrebbe tu non- una reazione apposta. tu non hai l'angoscia, tu sei angosciante, devi un'altra cosa. Nina! Nina. Nina! Nina. l'angoscia. Nina, Nina all'angoscia. avete Fino chiamato? all'angoscia. È da un mese che non fa altro che chiedermi, signor Carlo, posso dormire in quella camera? Non ho mai dormito in una di queste camere. E io finalmente gliel'ho concesso. Sì. Vero, Nina? Nina, Cosa? Che tu devi dormire lì in quella camera? Me l'hai detto tu? Ma perché Come no? Nina non Niente può affatto. dormire nella sua camera? perché ha l'angoscia. All'angoscia. È vero che lei cos'ha? L'ala o l'angoscia? Cos'ha? Angoscia c'è. all'angoscia. L'angoscia. E deve curarla entrando nella Oh, camera dell'horror. Allora, Quindi- Nina, qui c'è la horror room. Mai stata in una horror room? Mai stato. bevuto rum? Mai. Però da oggi in poi lei per superare le sue angosce può farlo. Apre la horror room e va all'altro mondo. È a posto. Capito? Avanti. Dai. Vabbè, ma non si ricorda, non si può ricordare che te l'ha chiesto. Mi milioni dispiace, di- ma non è It's possibile. okay, no problem, darling. No problem, Carlo. Sì. Andrò io a dormire nella camera di Nina. No. No, no. Lori? Oh my God, stavo per dimenticare la mia camicia di notte. I'm crazy like you, crazy Riccardo. Perfetto. Perché Riccardo. non ti vai a buttare nel fiume? Nel fiume? Perché? C'è il Tevere, buttati dentro. Ma e non sai ti che c'hai ritirare. ragione, sto arrivando. Chérie, ma dove stai andando, chérie? Dove sto andando? Al fiume. A pescare? No, a buttarmici dentro. Oh, ma no, chérie, mandaci il tuo amico piscioncino a buttarci dentro al fiume. Ma io questo Oh, dicevo. tesoro, non vorrei rovinare il nostro fidanzamento per una stupida vasca da bagno. Ma infatti! Sbarazzati di lui, sbarazzati di lui. subito, E noi ma- due saremo felici. Adesso io vado di là a cambiarmi perché devo partire. Ah, bene, bene, bene. Ci bene. salutiamo dopo, Sì. tesoro? Sì, sì, amore. Je t'aime. Sì, va bene. Maleducatore. Profumiera. Je t'aime aussi. Ah, finalmente. Adesso guarda cosa facciamo. Lori si andrà a fare un riposino. Io... Che c'è? No, vabbè, lasciala stare. Che lascia stare. Lori si farà un riposino, giusto o no? Sì. Justine prenderà l'aereo e Nina si occuperà di stare attenta a Crane che non esca dalla camera. Nina, tu devi stare attenta a Crane. Apra la porta! Ma questo è un altro film. Ma che andate avanti a film voi? Apra la porta! Assecondala. 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 Lei non ha bisogno di una governante, di uno psichiatra. Lei chiuda. Mi sembra di essere nel film quello là, The Others, gli altri. Va bene, niente ci fa, niente. Riccardo, visto che adesso tu hai preso confidenza con Crane, quello che doveva fare la Nina lo farai tu. Che cosa? Io Ah. mi licenzio, me ne No, non te ne vado. puoi licenziare, No. Riccardo. Me Non ne ti ho vado. mai dato uno stipendio, Faccio- come fai a licenziarti? Apri la porta. Va bene così? Me ne vado, chiaro? Non te ne puoi andare, Riccardo. Io ti chiedo scusa per tutto quello che ti ho detto, perché metà di tutte le cose che ti ho detto non le ho neanche pensate. Ma l'altra metà la pensavi? Sì, però tu devi capire, Riccardo. Cosa devo... Dov'è la mia fotografia? Dov'è? La tua fotografia? Ti avevo implorato di mettermi la fotografia in questa casa perché me la sono meritata dopo Lo tutto. so, io l'ho prenotata, però forse non L'hai sono passato a prenotata. ritirare. Allora, se non arriva la fotografia io non faccio più niente quest'oggi. Dove stai Basta. andando, Ho Riccardo? finito, basta. Riccardo, dai, non fare come le altre. Fatti parlare, Riccardo. No. Riccardo, guarda che io non so cosa dirti. Ti chiedo scusa, ti imploro di aiutarmi. Se non ci pensavo io, va bene? Non c'era fotografia mia in questa casa. E adesso... Che c'è. bello. Ah, ecco qua. Ma sembri Scarface. Ce l'hai con me? Lo dico, ce l'hai Ma con me. guarda, c'hai anche il neo. Vuoi fare la guerra? Facciamo la guerra. Allora, Ma che sei bello, Riccardo. Io lo sapevo che tu da vero amico qual eri non mi avresti abbandonato. ma non ti abbandonerò Riccardo, mai. abbracciami e baciami. No, ti abbraccio sì, ti bacio, no, perché siamo sulla buona strada e non ce la faccio. Nina, dov'è la mia camicia di notte? Nina, dov'è la mia uniforme? Nina, acqua!
Al fiume. Chi è quella? Chi è lei? Chi siete voi? Sono io lì tornata, sayonara! Eseguito test positivo. Positivo. Allora vattene in quarantena, no? Super Covid. Ho fatto test in gravidanza. Io aspettare il bambino di te. Non lasciare mai più. Carlo, anche la giapponese è incinta per giunta. Ma cosa vuoi di più?